Ok, benvenuti e benvenute. Questo di Walter Basso, il nostro già. Bene, quella lezione sarà appunto sarà disponibile sul nostro canale YouTube. Quindi, Walter, ancora una volta ti ringraziamo tantissimo per questo tuo lavoro. E niente, ti do la parola, poi faremo anche qualche chiacchierata se avete qualche Certo. domanda. Va bene, Parleremo. benvenuti a tutti, buona serata intanto. Spero voi avete 35 gradi, 37 addirittura, noi qua siamo allo zero assoluto, non l'assoluto, ma quasi, cioè andiamo sotto zero. La vita è questa, dipende dal fuso orario. Va bene, stasera Dall'emisfero. no, un po' di tutto, però per finire il discorso della grammatica bisogna parlare dei verbi. I verbi sono un po' più ostici di tutto il resto della grammatica, però con calma si fa. Allora, in Veneto tutti i verbi, la terza persona singolare è sempre uguale alla terza personale, sempre, mentre in italiano no. Vi faccio un esempio. Il ragazzo fa, e il toso fa, i ragazzi fanno, i tosi fa, quindi resta uguale. Un altro, lui è educato, e il ze educato, loro sono educati, i ze educati. Quindi terza persona, ricordate, singolare, uguale alla cosa. Voleva, facciamo un esempio un po' più lungo, voleva comprare un maiale, ma siccome costava troppo, puntini puntini, in Veneto, e voleva comprare un Porseo, l'L barrata, ricordatevi, valletta o non valletta, ma siccome el costava massa, anche qua vuol dire che resta uguale, anche col verbo comprare. Quindi questo è un piccolo particolare da ricordare, una regola così. Nella lingua veneta manca il passato remoto. Allora ho specificato, perché magari non conoscete bene l'italiano, è un tempo verbale dell'indicativo usato per azioni passate e percepite come lontane nel tempo, cose che sono successe una volta. Mentre in Veneto è sostituito dal passato prossimo, che è un tempo verbale dell'indicativo che esprime un'azione avvenuta in un passato però recente, presente, ancora presente nella persona che parla. Un esempio, un mese fa partì mio padre in Veneto, un mese fa se partio me papà, oppure anche me popà. Ecco, diciamo che noi veneti diciamo anche popà alle volte. Non è che tutte le parole devono essere sempre uguali a quelle che alla prima che si vede. Un altro esempio, oggi è partito mio papà, quindi oggi una cosa recente, tradotto, un co se partio me papà, è uguale, ecco, non c'è differenza. Ora andiamo a vedere, queste sono piccole regolette. Adesso vi faccio un piccolo esempio del dizionario veneto che io sto preparando per voi. Poi passiamo avanti con i verbi essere e avere, che sono quelli più usati. Per esempio, io per ogni termine ho fatto questa cosa qua. Quale, qualo, però tutte le parole del vocabolario, le prime parole che iniziano i termini che ho tradotto, sono tutti accentati, anche quelli che non vorrebbero l'accento, come vi ho spiegato la prima lezione, perché così li imparate leggendo, capite esattamente come si pronunciano. Quindi qua è scritto quale con l'L barata, qual, si può leggere quae, quao. È un aggettivo pronominale, è un pronome, scusi, è un aggettivo e un pronome, quale, in traduzione. Prende altri significati nella locuzione, ecco, le parole abbreviate le trovate tutte all'inizio, le abbreviazioni per capire. No essere o non sentirsi para quale, non sentirsi bene, come potete vedere vengono usati in vari. Non mangiare, sto mangiare, non sé para quale, questo cibo non è buono. Questo è un uso anche che si può fare con il pronome o con l'aggettivo quale quale. Ricotta.
Da noi in Veneto ricotta si dice puina, puina con l'accento sulla i, ricotta. L'etimologia qua l'ho lasciata per curiosità, incerta, forse dal latino pruina, pruine, brina, cosa bianca, perché la ricotta è bianca. Però viene usata in molti contesti, non solo per dire ricotta. Aver e man de puina, lasciare cadere tutto, avere mani deboli. Faccia da puina, faccia inespressiva. Fato de puina, debole di natura. Insulso come a puina, persona insignificante. Poi c'è un proverbio, anche che io vi metto ogni tanto perché vi sappiate i proverbi anche nostri. Puina, più che se ne magna, manco se cammina. La ricotta non ha potere nutritivo. Ecco, questo qua è un esempio. E capite anche dai proverbi, modi di dire che io vi metterò nel dizionario, capirete anche che la lingua veneta è molto arguta, cioè veramente spiritosa la lingua veneta. E qui vedete una parola con scritto potacciare, però con una S tra parentesi davanti. Quando avrete il vocabolario in mano capirete che si può dire spotacciare o potacciare, come si vuole. Quindi la S c'è o non c'è, che vuol dire imbrattare, sporcare. Poi c'è da questa parola deriva potaccio, aggettivo, sostantivo maschile. Pasticcio, non pasticcio da mangiare, pasticcio nel senso di cosa complessa. Intruglio, cosa di poco conto, ha tre significati. Il diminutivo è potaceto, potaceto. Il sebon, fare solo potacetti, è in grado di fare solo piccoli lavoretti. Il se un potaccio, questo è un potaccio, è una cosa di nessun valore, di nessuna importanza. Ho mangiato un potaccio, ho mangiato una porcheria. Mi sembrava un potaccio in un occhio, mi è entrato un piccolo corpo estraneo in un occhio. La parola è detta solo potacci, fesserie. Invece potacci, fesserie. Potaccion, è una specie di crescitivo, uomo che si sporca sempre, ti sia un potaccion, quando te mangi ti sia un potaccion perché te sporchi tutto. Poi c'è un termine molto particolare, ponga. Ponga parte di stomaco di pennuti, galline, polli, uccelli e vari. Però in senso figurato, vuol dire figurato, capitale. Aver la ponga piena, essere sazio, farsi a ponga, arricchirsi. Ecco, questi sì, esempi di commissione. Adesso andiamo allora a vedere il verbo essere. Scusate, devo bere perché questa non è acqua, è grappa. Solo ho messo una bottiglietta d'acqua per non farmi vedere. Verbo essere. Vediamo la declinazione dell'indicativo presente di questo verbo. Io sono, mi so. Tu sei, ti te sì. Egli è, l'usè. Noi siamo, noi altri, ni altri, no altri. Uno di tre si può utilizzare. Semo, che non vuol dire scemo, che non vuol dire siamo. Voi siete, anche qui si può utilizzare vi altri, vo altri, sì. Essi sono, uguale alla terza di sopra, l'orisè, semplice. Esempi, io sono italiano, mi so italiano. Lui è stupido, lu se ebete. Loro sono in quattro, lori se in quattro. Chiaro? È chiaro? Sì. Vedo perplessi. No. Allora, passiamo al futuro semplice del verbo essere. Io sarò, mi sarò, resta uguale. Tu sarai, ti te sarei. Egli sarà, lui sarà, noi saremo, ni altri, noi altri, no altri saremo. Voi sarete, vi altri, voi altri, oppure vo altri sarì. Loro saranno, loro sarà, come la terza persona sopra. Esempi, domani sarò via, domani mi sarò via. Noi invece saremo in casa, gli altri invece saremo in casa.
Loro saranno presto ricchi. Lori e ori sarà presto ricchi. Declinazione del condizionale presente del verbo essere. Il verbo condizionale presente indica in genere un'azione che dipende da una determinata condizione. Io sarei, mi saria. Tu saresti, ti te saressi. Lui, lei sarebbe, ea saria. Noi saremo, ni altri, noi altri, no altri saressimo. Voi sareste, vi altri, voi altri, vo altri saressi. Loro sarebbero, lori, lore saria. Esempio, con i soldi in banca io sarei ricco, con i soldi in la banca mi sarei sciolto. Voi sareste rimasti fermi? Voi altri sareste stati zitti? Fermi intesi come dire zitti. Questo è il verbo essere. Il verbo avere, diciamo un po' la stessa cosa, ho fatto questi passaggi qua. Indicativo, declinazione dell'indicativo presente. Io ho, mi go. Tu hai, ti te ge. Egli ha, elo e ga. Noi abbiamo, ni altri, no altri, vo altri, l'avemo. Voi avete, vi altri, e sono dotti di terra, gavi. Essi hanno, lori, ga. Uguale al terzo solo. Esempi. Tu hai un libro, ti te ge un libro. Noi abbiamo 2 gatti, ni altri l'avemo 2 gatti. Questo è un proverbio. Chi non ha testa ha gambe, per dire che chi non perde una cosa può avere la ricerca e quindi usare le gambe. Chi non ha testa ha gambe. Declinazione del futuro semplice del verbo avere. Sempre. Io avrò, in futuro avrò, mi gavarò. Tu avrai, ti te gavarè. Egli avrà, lui gavarà. Noi avremo, sempre noi altri, ni altri, voi altri, gavaremo. Te stessa di terra, gavarì, loro avranno, loro gavarà. Coniugazione dell'incondizionale presente del verbo avere. Il condizionale presente è usato per esprimere desideri, possibilità, cortesia o azioni ipotetiche nel presente, come io avrei bisogno di aiuto oppure io vorrei un caffè. Allora diciamo, io avrei, mi gavaria, voglia, vabbè. Tu avresti, ti te gavaressi. Lui, lei avrebbe, ea gavaria. Noi avremo, noi altri, vi altri, noi altri, ni altri, o altri, va bene, gavaressimo, voi avreste, voi altri gavaressi, essi loro avrebbero, loro gavaria. Avrei voglia di un ottimo caffè all'italiana. Mi gavaria voglia di un buon caffè all'italiana. Tu dovresti non aprire bocca, ti te gavaresti di non versare bocca. Vedete che le parole che sono accertate Walter, sono quelle importanti. scusa perché non ti si vede adesso, non so se hai spento la camera. No, provo a vedere. Cazzo non parla. Eccomi qua. Mi vedete adesso? Mi vedete? Adesso No, non vedo. Eh? adesso no. No, io non vedo più voi. Aspetta un attimo. No. Niente. Eccolo qua. Eccoci. Scusate. Sì, eccoci qua. Bene. Avrei voglia di un ottimo caffè all'italiana. Mica avrei voglia di un buon caffè all'italiana. Tu dovresti non aprire bocca. Ti te la varresti da non versare bocca. Verbi riflessivi. Verbi in cui il soggetto compie e subisce l'azione contemporaneamente, perché soggetto e complemento oggetto coincidono, riflettendosi sul soggetto stesso, come in Marco si lava, Marco se lava. I verbi riflessivi
che in italiano si coniugano col verbo essere, nella lingua veneta invece si coniugano con l'ausiliare avere, anche se talvolta ci sono delle oscillazioni nell'uso, ma non è importante. Esempi: Antonio si è vestito, Tony se ga vestio, mi sono pentito, me go pentio, ma anche si può dire me so pentio in questo caso. Allora, speciale attenzione ai verbi riflessivi che nella prima persona del plurale, dove la particella pronominale in italiano è ci, in veneto invece è se. Ho pensato che ci facciamo, go pensà che se femo o fasemo. Un altro, intanto ci siamo vestiti, intanto seguemo o avemo vestiti, vestii con lui. Andiamo ancora col dizionario, una parte, qua è proprio i verbi riflessivi che ho usato, sì, io sono in serie come qua. Esempio del dizionario veneto attuale, che è quello che avrete voi. Rabbiarsi, verbo riflessivo pronominale, arrabbiarsi. Da arrabbiarsi derivano anche parole, rabbia, invidia. Etto rabbia, cicca in gabbia, questa è una frasetta che si dice quando uno arrabbia le cose, è una frasetta che solo noi veneti comprendiamo. Hai invidia vuol dire, allora arrodditi. Rabbia dura, arrabbiatura. Rabbin, aggettivo, sostantivo, rabbioso, facile a lira. Se è un vecchio rabbin, qua ho messo un N in più, è un vecchio stizzoso. Rabbion, solo nella locuzione arcaica, che vuol dire vecchia, quindi è come curiosità, rabbiosamente. Se entra dentro di rabbion, è entrato rabbiosamente, di prepotenza. Rabbioso, aggettivo sostantivo maschile, rabbioso, così rabbioso da perdere le bave. Si dice di persona molto arrabbiata. Solitamente vestito questo, dai che can così rabbioso, modo di dire che si riferisce a persona che influisce su un'altra in difficoltà. Come dire, vai a picchiare il cane, povera bestia, che è anche rabbioso, lascialo stare. Rabbioso come un can, molto arrabbiato. C'è anche sul vino, vino rabbioso vuol dire vino a sprigno o con alta gradazione. Quando arriviamo ai 13-14 gradi si dice che è un vino rabbioso, molto forte. Un altro verbo importante che troverete spesso è straviarsi, distrarsi. Con niente si stravia, si distrae di continuo. Che a Tosa lo ha straviato. Quella ragazza gli ha fatto perdere la testa. Va a straviarti una ciantina, va a spassartela un poco, va a straviartela persino. Un altro verbo che si usa è stravacarsi, sdraiarsi, scompostamento, da vacca con stra, perché aumenta, distendersi come una mucca. Non sta a stravaca, mettete meglio, non stare così scomposto, sistemati meglio. Strafantarsi, di gran moda oggi, è un verbo che si può usare oggi. Vestirsi in modo strano, verbo pronominale. Come ti cito strafantà? Come ti sei conciato? Strafanto, aggettivo, participio passato, sostantivo maschile. Uomo fuori dal comune, vestito in modo incentrico, cosa inutile, casa piena di strafanti, casa piena di cose che non servono. Stimarsi, vantarsi, farsi bello, pavoneggiarsi. E se stima, si pavoneggia. Estimomi, sfido io. Stimate caro, vantati. Stimo che le siete tutte baie. Penso che siano tutte bugie. Stima setti, si dice di aggettivo o sostantivo, si dice di persona che si ritiene importante, degno della massima stima altrui, da stimarsi. Un altro verbo. Rampegarsi, verbo pronominale, riflessivo. Rampegarsi come un gatto, arrampicarsi con agilità, rampegarsi sulle scarpie o sui specchi, tentare cose impossibili, cercare di giustificare un fatto raccontando bugie. Ramping, sostantivo maschile, uncino, appiglio, catare sempre qualche ramping, trovare sempre dei pretesti.
cercare un rampin da piccarsi, cercare una qualsiasi sistemazione. Questo è un piccolo assaggio di cosa troverete nel vocabolario. Ecco, andiamo con un po' di frasi di uso comune. Sono tutte cose che poi troverete un po' nel vocabolario, però intanto le anticipiamo perché le avete scritte a parte, che adesso le sistemerò bene. Dimmi, dov'è tua sorella? Dimmi, dove sei tua sorella? Qua è scritto dimmi dove zela tua sorella. Si può dire anche così, però no, anche nel settore del padovano e anche nel trevigiano diciamo dimmi dove zea tua sorella. Lei è barata serve questa. Altra parola. Stanno bene i tuoi familiari? Stai bene i tuoi? Non ancora dire ai familiari. Stai bene i tuoi? Sta bene la tua famiglia? Oppure si può anche dire. Scusi signore, dove posso prendere l'autobus? Mi scusa signor, dove posso chiappare l'autobus o la corriera? Lo stesso, non dire al massimo. Domani prendo l'aereo e vado a Roma per vedere il Papa. Domani ciappo l'apparecchio, o anche aereo, si può dire adesso, e vado a Roma per vedere il Papa. Dove vai con questa pioggia? Dove vedo questa piova? Ti porto io a cenare in un bel posto. Ti porto me a cenare in un bel posto. Io volevo fare una passeggiata. No, sì, io vorrei fare una bella passeggiata. Mi volevo fare una bella camminata. Quindi passeggiata. Si può dire che passeggiata, però. Ehi, non chiedimi prestiti, va bene? Ciao, non sta a domandarmi skate, va bene? Mettiamo un precisemo. Per piacere, quanto costa questo paio di pantaloni? Per piacere, quanto viene o costa sto paro di braghe? Paio, paro. Io ora vorrei parlare con lei, mi ascolta? Adesso mi vorrei poter parlare con lui o io. Mi ascolta io? Vuole che ci vediamo domani, lunedì prossimo alle ore 13? Vuole che ci vediamo lunedì che viene a un botto? Sei sicura che tuo marito ti sia fedele? Sei sicura che tuo marito non ti fa i corni? Beh, vale che lo capite subito. Non stammi sempre appiccicato addosso, non stammi sempre pettato addosso o in costole. Parla pian che il bimbo dorme, parla pian che il boccetta, o puteo, putin, toseto, dorme. Stanotte mi sono rigirato per il letto e non ho mai chiuso occhio. Stanotte mi sono smissiato per il letto e non ho mai sarà occhio. Cosa ho fatto? I giorni della settimana. Lunedì, martedì, mercoledì. Come vedete, mercoledì ho centrato la prima E perché casca là, se no se leggera, se non la centravo, mercoledì. Così si sa che si sa leggere mercoledì, zioba o zoba, lo stesso. Venere, stessa roba, ha centrato la E perché si legge venere, no venare. Sabo, domenica, anche qua la E perché si domenica, no, esatto. I mesi, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio o maio, giugno, luglio o luglio, però preferisco il primo, luglio, agosto, il più moderno, settembre, ottobre, novembre, dicembre, si dice dicembre, ma si può dire che dicembre. Adesso mi ho messo un'altra lettura sia in veneto che in italiano, adesso con molta calma, perché tempo ne avremo, in modo tale Scusa, che... Walter, Eh, scusa, scusa, ho trovato qualcosa di così particolare perché è molto per ridere il Veneto, però ho trovato qualcosa. Io ho dei cugini in un paesino dove sì, ai bimbi gli dicono il boccia e sì, adesso sì. capito dove viene, ma è qua in Argentina, gli dicono il boccia. Io non sapevo da dove, adesso ho Poi c'è anche capito. Boccetta, poi c'è anche Boccetta. Comunque, quello lo trovate sul vocabolario, non avete problemi. Ecco, una cosa che voglio dirvi. Sul vocabolario trovate le parole e anche molti sinonimi.
quando io vi dico per esempio Puteo, troverete anche Boccia sul vocabolario poi. Adesso io l'ho ridotti qua per farvi stare qualcuno. Però dovete pensare che delle volte troverete una parola, per esempio per dire bugiardo, troverete una parola per dire bugiardo, due parole. Poi andando avanti troverete un'altra parola che vuol dire bugiardo. Io avevo pensato di riuscire a riunirle tutte, ma non ce la faccio, non è possibile perché diventa troppo complesso. Però le trovate tutte queste parole qua. Boccia, avete ragione, boccia e anche boccetta, perché quando boccia se uno ha 10-12 anni, boccetta se quello che è un po' più piccolo. Per esempio una frase che si dice ai ragazzini, ai ragazzini saccenti, quelli che vogliono sapere tutto, sta zitto boccia, che te ti sia ancora attaccata e tete di tua mamma. E per dire ciao Boccia, quando uno è cattivo, il Boccia è cattivo, pestifero, dice ciao Boccia, ma io la tara sua mamma di Erode, la tara sua mamma di Erode, per dire che uno, ma non solo il bambino, anche l'adulto, è cattivo e la tara la sua mamma di Erode. E quindi troverete tante, poi io essendo anche per natura umorista, io mi diverto molto a pubblicare quelle cose che sono non solo quelle sui vocabolari, per carità, però quelle cose che sono anche divertenti, in modo che la lettura non diventa solo pesante, dire, ecco, e delle volte va letto anche come un libro. Uno si prende, perché ci sono punti in cui le parole, molte parole, hanno quasi una pagina intera per la descrizione. Poi ci sono delle note curiose, poi ci sono, infatti diventa anche un piccolo, diventa, ho detto 400, quella volta qua saranno meno, saranno 300-350 pagine. Ma potete non solo consultarlo, ma anche leggerlo a pezzetti. Le letture. Io se volete però, in particolare voi, anche voi due o tre che siete qua, che siete interessati, io posso mandarvi anche una volta a settimana, solo senza fare le cose, magari dei raccontini che veneto e anche italiano, con la traduzione, in modo che magari mi pratichite un po'. Io ho scritto un libro che si intitola La fatica di essere uomo, non omosessuale, perché la fatica di essere uomo, dove racconto esperienze di vita personali, anche molto pesanti, avendo vissuto con mia figlia 12 anni a un ospedale pediatrico, e il titolo nasce perché, diciamo, dal mio punto di vista, un uomo per essere un uomo deve riuscire a sostenere lo sguardo di un bambino. Quando un uomo riesce a sostenere lo sguardo di un bambino negli occhi, poi non ricava qualcosa dallo sguardo di un bambino. E ci sono dei racconti di vita miei personali e racconti anche di persone che ho conosciuto, come vi ho letto l'altra volta, quello di Gino, Luigino. E quindi questo lo continuo il più meno tragico, ecco, diciamo, più tranquillo, perché l'ultimo racconto che io scrivo, dopo aver pubblicato tutto questo libro, dico, beh, adesso voglio andare a fare una camminata nei campi della mia infanzia. Perché? Perché voglio vedere se ritrovo da adulto, se ritrovo e riprovo quelle emozioni, quelle sensazioni, se ritrovo dentro di me quel bambino che ero allora. E ho scritto, infatti si intitola Una ora attraverso campi, lo leggo piano. So tornare di sta in dei campi che ho visto la mia infanzia. E so tornare de dopo mezzodì, sarebbe il pomeriggio, quando che il sole scotta e in tutto il verde della campagna regna il silenzio. Qua c'è qualche cosa che non va bene con la grammatica che vi ho detto adesso, perché è stato scritto nel 98, quindi poi lo sistemo. Per esempio, Go non va accentato. Go cerca di rifare la stessa camminata che facevo da Puteo, tutto attraverso i campi, saltando i fossi e costeggiando i campi fino ad arrivare al canale dove ho passato tante ore allegre con una canavera in mano o dentro l'acqua netta e fresca come la era una volta. Era tanto che avevo voglia di perdere una ora per capire se dentro si riesce a boncatare ancora le emozioni e le sensazioni di una volta. Sì,
ma già la partenza è stata differente. Ho dovuto cambiarmi per non impalcanarmi, per non inverdegare braghe, problema che Toseto proprio non avevo. Comunque mi sono inviato sotto l'occhio critico del mio moglie che la mi guardava come uno con le fassine a scoperto. Uno con le fassine a scoperto vuol dire un po' matto, con le fassine allo scoperto uno scentrato. La similitudine è questa. Mia moglie mi guardava e diceva, "Ah, deficiente." Go camminare svelto in mezzo ai campi pieni d'erba tenera, cercando di risvegliare i miei ricordi, guardando se dentro i pochi fossi restava e fosse ancora qualche bissangola, salamandra, qualche pesce, accorgendomi così di persona che l'acqua è puro paltan, fango, e che pesce non ve ne c'è. Neanche gli anguri, i ramarri, che correva in mezzo all'erba, non so più sta buon di vedere. Solo il silenzio era stesso. Forse un po' picando, visto che Osei che sbeccava, cantava, lui non lo sentivo. Compagni carzone, le strade in mezzo ai cittadini tra un campo e l'altro, compagno l'odore della terra e compagno l'argine del canale, anche se questo è completamente covercià de paere, tipo particolare d'erba lunga. Guardai Salgari dove faceva ignari i merli, i Salgari al Salice al Viminario si chiama. Go cercare per niente le piantarelle di vigne che ombreggiava i campi, filari di vigne, go cercare senza sentarle, catarle, l'erba saena, un tipo di erba che sapeva di sale che noi bambini masticavamo. Le farfalle quei coette con le codine che svolava come aquilioni sopra i fiori, papiglioni si chiamano. E ho visto un mondo nuovo, freddo, tutto differente da quello che ogni tanto salta fuori in te i miei ricordi. Ma nonostante tutto mi sono sentito bene, perché le immagini di adesso si sovrapponeva a quelle di una volta, facendo diventare più vivi i ricordi. Mi vengono in mente situazioni, momenti che pensavo persi. Ogni cantonetto mi mostrava la sua storia. Per fine soccarti, ceppi, ormai marse, mi ricordavo quando che lei era piena di funghi, o ancora prima quando era alberi pieni di rami e di vita. Mi sono sentato sull'arzare del canale e per buoni 10 minuti sono stato a guardarmi attorno con i polmoni pieni di aria fresca. Poi, prima di alzarmi, guarda il cielo. Ecco, questo sì, resta stesso, grande, misterioso, e così c'è da tori oggi, e stesso cielo di quando che ero boccia. Per un minuto sono tornato a Puteo e ho sentito la stessa meravigliosa sensazione di stupore che sentivo allora, una gran voglia di capire se neanche sapere cosa. Questa è stata un'esperienza personale. Adesso ve la leggo comunque sempre con calma in italiano, così guardi a capire in mano comunque, ma io poi rileggere con calma. 1 ora e mezzo ai campi, della traduzione, anche del tipo. Sono tornato quest'estate nei campi che hanno visto la mia infanzia. Guardi poi controllarlo su quello che avevo in Veneto, perché la traduzione fatta identica. Ci sono tornato di pomeriggio, quando il sole scotta e in tutto il verde regna il silenzio. Ho cercato di rifare la stessa camminata che facevo da bambino, tutto in mezzo ai campi, saltando i fossati, costeggiando le distese di verde, fino ad arrivare al canale, dove ho passato tante ore allegre con una canna di bambù in mano e dentro l'acqua fresca come era una volta. Era da tanto tempo che avevo voglia di perdere un'ora per capire se nel mio intimo sarei riuscito a risvegliare ancora le emozioni e le sensazioni di una volta. Ma già la partenza è stata diversa. Ho dovuto cambiarmi i pantaloni per non sporcarli d'erba, inverdegare, vuol dire sporcarli d'erba, macchiarli di verde. Problema che da bimbo proprio non avevo. Comunque mi sono avviato sotto l'occhio critico di mia moglie che mi guardava come si guarda un pazzo, uno fuori quei fassini a scoperto. Ecco, questo funziona ancora adesso.
Ho camminato veloce in mezzo ai campi, pieni di tenera erba, cercando di risvegliare i miei ricordi, guardando se dentro i pochi fossati rimasti ci fosse ancora qualche salamandra, qualche pesce, accorgendomi così di persona che l'acqua è puro fango, patan, e che pesce proprio non ce n'è. Comunque questa è storia vera, cioè questa è una storia di nel 98, sparita, la natura è stata danneggiata in tutti i modi qui da noi. Nemmeno i ramarri, quei verdi, che correvano in mezzo all'erba, non sono più riuscito a vedere. Scusate, ma io devo bere. Nemmeno i ramarri, vabbè. Solo il silenzio era lo stesso, forse un poco più intenso, visto che uccelli che cantavano non ne ho sentiti. Uguali i sentieri irati di campi, carresoni, uguale l'odore della terra e uguale l'argine del canale, anche se questo è completamente coperto da erbacce, paere. Sul vocabolario trovate la definizione esatta, comunque sono erbacce. Ho guardato i salici viminari, salgari, dove nidificavano i merli. Ho cercato inutilmente i filari delle viti che ombreggiavano i campi. Ho cercato senza trovarli l'erba dal sapore acido che masticavamo, l'erba saena la chiamavano i bambini. Le farfalle papilionidi, che sono quelle che hanno delle codine, sono rari anche da noi qui, che volavano sopra come aquiloni sopra i fiori. E ho scoperto un mondo vuoto, freddo, tutto diverso da quello che ogni tanto emerge dai miei ricordi. Ma nonostante tutto mi sono sentito bene, perché le immagini si sovrapponevano a quelle di una volta, facendo diventare più vivi i ricordi. Mi sono ricordato situazioni, momenti che credevo perduti. Ogni angolo mi porgeva la sua storia. Persino le ceppaie, ceppi, ormai marce, dove erano stati tagliati gli alberi, mi ricordavano di quando erano piene di funghi o ancora prima quando erano alberi pieni di foglie e di vita. Mi sono seduto sull'argine del canale e per ben 10 minuti sono rimasto a guardarmi attorno con i polmoni pieni di aria fresca. Prima, però, di alzarmi, ho guardato il cielo. Ecco, questo sì, è rimasto lo stesso. Questo è rimasto lo stesso, grande, misterioso e così azzurro da bacinarmi la vista. Lo stesso cielo di quando ero piccolo. Per un minuto sono tornato bimbo e ho sentito la stessa meravigliosa sensazione di stupore che sentivo allora. Una gran voglia di capire, ma di capire senza nemmeno sapere cosa. Questo libro mi era stato suggerito da persone importanti pubblicarlo in italiano solo e non ho voluto perché è troppo intimo, è un libro troppo intimo. Mi era stato, non so se avete mai sentito parlare di Mario Rigoni Stern. Avete mai sentito parlare di Mario Rigoni Stern? È un scrittore che va anche nei libri di scuola, che ha scritto Il sergente nella neve, che ha raccontato la guerra e il ritorno dalla Russia a piedi. E poi mi sono stato accompagnato dalla casa di Ermanno Olmi, che è un regista italiano che ha fatto un film che dovreste vedere, non so se lo conoscete, L'albero degli zoccoli, e mi avevano detto, sono stato accompagnato da un altro scrittore che mi aveva detto devi farlo in italiano, ti accompagno io, due persone che ti convincono, niente, e ho deciso di lasciarlo così. Però da questo libro poi è nato uno spettacolo teatrale in italiano, con vari racconti, con un attore teatrale e un musicista al pianoforte o alle tastiere molto importante. Quindi è stata una cosa, diciamo, importante perché mi ha dato la possibilità di far conoscere tante cose della mia vita. Questo adesso io potrei, se volete. Walter, scusa, dov'è quel paese dove hai abitato tu da bambino? Come si chiama il paese? Campo San Piero, dove, non so se lo sapete, ha vissuto per un breve periodo di tempo Sant'Antonio di Padova. Ah, Sant'Antonio di Padova. Quando lui è stato per morire, è stato portato con un carro di buoi da Campo San Piero, questo paese, è stato portato a Padova, veramente Arcella, magari Mauro lo sai dove è Arcella, che è vicinissimo a Padova, ed è morto lì. Comunque a Campo San Piero lui
per un periodo predicato sopra un noce. Lui saliva, c'era gente che lo ascoltava sotto, e lui saliva sopra una noce che non c'è più, naturalmente. Però c'è il santuario a Camo San Piero di questo. Infatti ci sono turisti da tutte parti del mondo che vengono anche dall'America, che arrivano per andare a visitare, mentre quello importante è a Padova, il grosso, dove c'è anche la lingua, lo sapete che c'è la lingua esposta di Sant'Antonio, e una mandibola. E quindi si richiedono molti miliardi. Ma San Piero è questo paesino che ha 22.000 abitanti circa, e io, per dirvi, ho vissuto là, sono nato lì, nella casa dove era nato mio padre, una bicocca, diciamo così, però poi sono andato in Belgio, a 12 mesi sono partito, sono andato in Belgio, sono tornato a 6, qualche mese prima che iniziassero le scuole, poi mi sono sposato, sono andato a Piombino Dese, un bel paese dove ci sono le ville famosissime, addirittura una villa lì l'aveva trattato per comprarla Silvestre Stallone, poi non si è combinato, l'ha presa un altro grosso, non un attore, ma un grosso personaggio americano, non so chi sia. Ma comunque quella storia di Sant'Antonio, hanno fatto anche una fiction su Sant'Antonio, e anche un film. Tra l'altro il film, come regista l'ha fatto il fratello di un mio amico con cui ho lavorato insieme, che ha fatto anche il disegnatore per Bruno Vespa. Lo conoscete voi Bruno Vespa? Voi no. Lui il figlio. Mauro fa sempre le cappatine qua in Italia, in Veneto, quindi sa queste cose qua. Comunque no, è stato... Sì, sì, sì. Bene. Cavo San Piero era famoso per me, dimmi. Dimmi, volevi dirmi qualcosa? No, non so se, va Silvia, se avete qualche domanda, se possiamo comunque chiudere la No, vi dico, Mario, vi dico, registrazione, ma continuiamo a parlare. no, se avete domande è importante, anche perché vi dico già, se voi anche adesso quando rileggete la grammatica, le controllate, avete dei dubbi o delle domande, ditelo a Mauro, perché al limite io vi dico, sono disponibile un'altra mezz'ora, un'ora, un'altra volta, quando che può essere, quindi abbiamo le persone che vorrebbero sapere questo, 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 e voi lo dite a lui si prende nota e poi ci sentiamo. No? Mi dispiace da un lato, sono sincero, all'inizio è stata dura preparare, però adesso mi dispiace anche che sia l'ultima puntata di questa, però ne faremo un'altra con il vocabolario. Ecco. No, ma sicuramente sì, continueremo a fare qualcosa ad hoc, Però io come si voglio dice, facciamo qualche... perfezionare, perché adesso queste robe qua fate, sto facendo ancora 2 o 3 lavori importanti che devo preparare. Fate un po' diciamo di corsa. Per quello ci ho messo anche tempo, perché a parte che è un vocabolario fatto di sana pianta, ma io sono abituato, poi l'ho fatto già 6, quindi non ho problemi, anche uno diverso dall'altro. Poi è logico che pesco da questo, da quello, li ho tutti in computer. Però, diciamo, ho voglia di darvi qualcosa che sia uno strumento veramente utile, ma che magari anche tramite, soprattutto tramite Mauro, che è il presidente, che si possa mai proporre a qualcun altro, in modo che allora voi ho fatto questo, si può anche dire speciale, no? Se per caso riuscite a venderli, perché no, se per caso qualcuno dice ma magari un libro e con una spedizione qualche libro, io sono qua, ma non vi chiedo niente, non chiedo niente. Però se va venduto, questa è un'altra cosa. Per il vocabolario io ve lo do, che potete leggerlo, non stamparlo però. Cercate di capire, Sì, sì, perché se poi lui lo vende, allora a voi posso dare, solo a voi posso darvi anche il permesso di stamparlo, però se poi mi date la parola di fiducia che non le date agli altri, per gli altri faccio un PDF che non si può stampare, si può leggere sì, tranquillamente, sì, però perfetto. lo stampo no, perché già mi fregano sui libri a me, sui libri, che non so come fanno, non so come fanno ad avere il PDF dei miei libri umoristici, parlo,